Episodio questa mattina in campo Santa Margherita a Venezia. Una borseggiatrice ha tentato di prendere in braccio una bimba di 2 anni mentre la complice provava a derubare la madre. Daspo Willy alla baby gang tutta di minorenni diventata il terrore dei commercianti di Jesolo. Tutti del Padovano tra i 15 e i 17 anni non potranno frequentare la città nei locali della Movida. Il questore torna a chiudere per la seconda volta il bar alla Cueva in via Piave a Mestre. È frequentato da pregiudicati, si legge nel provvedimento disposto per 15 giorni. Sanità in Veneto, 7 persone su 10 alle prese con liste d'attesa per le visite specialistiche. A dirlo l'indagine condotta dai sindacati regionali in seguito ai disagi e segnalazioni della gente per la cataratta attesa minima di 1 anno in tutte le ULSS. Archiviate le accuse contro il 38enne veneziano che nell'ottobre 2021 travolse e uccise una bimba di 11 anni a Campodarsego. Per i giudici non poté fare nulla per evitare l'impatto. Sono quasi 2 miliardi di euro gli incassi dell'Agenzia delle Dogane di Venezia nel 2022. Il valore delle merci transitate al porto ha superato i 10 miliardi di euro. Centinaia di ragazzi al Picchi di Jesolo hanno potuto provare le varie discipline dell'atletica assieme ai campioni delle Fiamme Oro in una giornata di sport che è anche insegnamento di vita. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Dunque in primo piano quanto accaduto questa mattina a Venezia, per l'esattezza in campo Santa Margherita. Una borseggiatrice tenta di prendere in braccio una bimba di appena 2 anni. La complice invece prova a derubare la madre. Che intenzioni avesse la sconosciuta che voleva prendere in braccio una bambina di 2 anni che giocava in campo Santa Margherita è difficile dirsi. Probabilmente solo distrarre la madre mentre la complice la derubava, ma non si può escludere del tutto qualcosa di più inquietante. Fatto sta che da oggi il fronte del borseggio a Venezia si arricchisce di un episodio che getta un'ombra sinistra sull'atteggiamento sempre più spregiudicato delle bande che infestano la città. A raccontare cosa fosse successo e ad invitare all'attenzione chi avesse bambini piccoli che giocano in campo è stata la protagonista della vicenda in una chat di residenti. La donna ha visto una ragazza andare incontro alla piccola per prenderla in braccio. D'istinto ha gettato la borsa sul passeggino ed è corsa per raggiungerla. Appena ripresa la bambina si è accorta che un'altra ragazza stava cercando di rubarle il portafoglio momentaneamente incustodito. Del fatto sono state avvisate le forze dell'ordine. Recentemente in un blitz antiborseggio la polizia ha fermato diverse persone tra Piazzale Roma e la stazione, tutte con a carico diversi precedenti per furto e furto aggravato. Uno spaccato delle decine di uomini e donne, a volte insospettabili dall'aspetto comune, che quotidianamente agiscono organizzati in bande a Venezia. Identificata la banda di 5 minorenni, tutti del Padovano, divenuti il terrore dei commercianti di Jesolo. Per tutti il Daspo Willy, non potranno più entrare né in città né nei locali della Movida del Litorale. Terrorizzavano i commercianti di Jesolo con furti ripetuti e minacce. Identificata banda di 5 minorenni tra i 15 e i 17 anni residenti in provincia di Padova che già la scorsa estate si era resa responsabile di episodi violenti. Il questore di Venezia, Mascio Pinto, ha disposto per tutti il cosiddetto Daspo Willy, da Willy Montero Duarte, il ragazzo romano ucciso nel settembre del 2020 durante un pestaggio a Colleferro, a Roma, per aver tentato di difendere un amico. Strumento di interdizione a locali pubblici ed aree urbane a soggetti ritenuti responsabili di fatti che siano stati lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica e di particolare allarme sociale. Ai 5 della baby gang con Daspo Willy viene interdetto l'accesso al litorale e ai luoghi e locali della Movida jesolana. Per rubare la merce esposta nei negozi, oltre a danneggiare ogni cosa a scopo diversivo, non esitavano a minacciare anche di morte i commercianti qualora le avessero denunciate le forze dell'ordine. Dai controlli di carabinieri e polizia locale risultava essere diventato luogo di incontro di pregiudicati senza fissa dimora e punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti. Ora il questore di Venezia, Maurizio Mascio Pinto, ha sospeso per 15 giorni la licenza del bar La Cueva di via Piave. Il provvedimento, che fa parte dell'attività di prevenzione disposta dal prefetto Michele Di Bari, è stato notificato dalla polizia amministrativa della questura in collaborazione con carabinieri e polizia locale.
Voltiamo pagina, parliamo di sanità. In Veneto 7 persone su 10 sono alle prese con le liste d'attesa. Lo dice l'indagine condotta dai sindacati regionali dopo disagi e segnalazioni dei cittadini, indagine presentata questa mattina a Mestre. Liste d'attesa in Veneto, com'è la situazione? La situazione è una situazione di emergenza. Un anno di attesa come minimo per le cataratte, così in tutte le 9 ULSS venete. Nella ULSS 3 al Civile di Venezia pareva anche il ginecologo. Così una signora per un problema urgente, dopo oltre un'ora di viaggio arrivata a Mestre, si è vista restituire la richiesta dall'accettazione del CUP perché era mercoledì e la prestazione si fa solo al martedì e per appuntamento. E ancora nella ULSS 7 una visita entro i 6 mesi segnati sull'impegnativa era disponibile ma solo a pagamento. Soltanto alcune delle testimonianze riportate ai sindacati nell'indagine condotta da marzo a maggio corrente sulle 9 ULSS regionali sui tempi d'attesa per visite ed esami specialistici, cercando di prenotare tramite CUP. Il 69% del campione da noi intervistato, che è di oltre 3.000 persone, non è riuscito a prenotare al CUP. Il 30%, quindi circa 3 su 10, sono riusciti a prenotare con il CUP, ma anche di questi non tutti, anzi molti, non sono riusciti a farlo nei tempi della prescrizione, quindi abbiamo un 46% delle prestazioni entro i 30 giorni che non sono state prenotate dal nostro campione entro i 30 giorni e un 43% nelle prestazioni più lunghe dai 2-3 mesi. Le prestazioni più richieste su cui si è effettuata questa indagine, la diagnostica per immagini, oculistica e la visita cardiologica, solo per citarne alcune. 7 le persone su 10 in lista d'attesa perché non sono riuscite a prenotare tramite CUP. Maglia nera la ULSS 4 del Veneto orientale con l'81%, seguita a ruota dalle vicentine della 8 Berica e 7 Pedemontana, rispettivamente 78 e 76%, con l'ex equo della 6 Eugania e 3 Serenissima, 71%, staccate di un punto dalla ULSS 2 Marca Trevigiana. Tra l'altro un quarto non sa neanche che, o non è stato messo nelle liste d'attesa o non lo sa, non l'ha capito. Con le prestazioni che finiscono così per essere prenotate a pagamento in strutture pubbliche o private, mentre il 59% degli intervistati attende ancora di essere richiamato dalla ULSS, in questo caso maglia nera alla ULSS 2 Marca Trevigiana, seguita dalla 7 Pedemontana. Nel campione c'è un 68% di anziani, quindi questo è un dato da tenere a mente. Sulle liste d'attesa le rassicurazioni della Regione. Entro dicembre verranno programmate oltre 246.000 visite con codice D, cioè a 30 giorni, e a casa delle persone stanno già arrivando le chiamate del CUP per evadere quelle con codice B, cioè entro 10 giorni. Si chiama percorso di tutela, una tra le soluzioni proposte dai sindacati per scavalcare i tempi d'attesa per una visita o una diagnostica, nonostante la prescrizione medica magari anche urgente. Il cittadino avrebbe diritto di esigere che quella prestazione venga fatta in libera professione intramuraria pagando solamente il ticket. Quindi noi abbiamo suggerito a chi si è rivolto nelle nostre sedi lamentando appunto il disagio che ha nell'accesso alla sanità pubblica di inviare una raccomandata alle USL per esigere questo diritto. Abbiamo visto che quando i cittadini hanno inviato la raccomandata o quando si sono lamentati presso l'ufficio relazioni per il pubblico, questa cosa ha fatto scattare subito il fatto che sono stati richiamati e hanno avuto la prenotazione. Altra proposta, prevedere per gli over 70-75 di aprire degli slot vicino alla propria residenza, anche per evitare la lontananza influisca sulla rinuncia alla prestazione. La Regione è favorevolissima a questo tipo di procedura, anzi ritiene che questo sia un percorso che bisogna assolutamente perseguire. 30 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Veneto per il piano di rientro delle liste d'attesa per le prestazioni con codice D, cioè entro 30 giorni, da programmare entro dicembre prossimo. E hanno iniziato già con le priorità, quelle che erano a 10 giorni. Da novembre ce n'erano, ad esempio, questo è un dato che ci hanno dato 2000, ad oggi ce ne sono 23, a settembre prenderanno in carico quelle che hanno i 30 giorni, che sono poi quelle che anche dal nostro monitoraggio si sono rivelate, insomma, quelle più critiche. Si parla di quante prestazioni? Allora loro hanno degli obiettivi su delle prestazioni di 246.000 prestazioni che loro vogliono recuperare da maggio 2023 a dicembre 2023.
Torniamo alla cronaca per parlare della morte 2 anni fa a Reschigliano di Campodarsego dell'11enne Emanuela Brahia, investita mentre stava tornando a casa in bici. Le accuse contro l'investitore sono state archiviate. Cadono le accuse di omicidio stradale nel processo contro il 38enne veneziano di Santa Maria di Sala che l'11 ottobre 2021 aveva travolto con il suo furgone Emanuela Brahia, 11 anni, mentre rincasava in bicicletta. L'incidente era avvenuto alle 19:10 in via Pontarola nei pressi del centro di Reschigliano di Campodarsego. Emanuela, subito soccorsa, era morta dopo 2 giorni in ospedale senza mai riprendere conoscenza. A chiedere l'archiviazione del procedimento, accolte dal GIP del Tribunale di Padova, è stato Andrea Girlando, PM titolare delle indagini. Le perizie disposte dalla Procura hanno stabilito infatti che Emanuela ha attraversato la strada in sella alla sua bici al buio e fuori dalle strisce pedonali. Nulla ha quindi potuto fare l'investitore, che in quel momento era diretto verso la tangenziale e viaggiava rispettando i limiti di 50 km/h. Un terribile dolore per la comunità di Campodarsego, che si è stretta attorno alla famiglia di Emanuela, continuando per mesi a portare lumini e fiori sul luogo della tragedia. Si è tenuto alla Chiesa dei Tolentini a Venezia questa mattina l'ultimo saluto al giornalista veneziano Tullio Cardona, mancato improvvisamente nei giorni scorsi all'affetto dei suoi cari all'età di 67 anni. Il fatto che così tante persone abbiano voluto essere presenti oggi, ha sottolineato padre Sergio durante la funzione, è una testimonianza concreta dell'amicizia e dell'affetto di cui era circondato. Tullio amava la sua città e grazie al suo lavoro ha saputo raccontare gli avvenimenti più significativi della realtà in cui viveva e i fatti che stavano accadendo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta con la politica e con le polemiche post congresso della Lega. Nessun accordo tra Marcato e Stefani a respingere la ricostruzione di Gian Antonio D'Arè e Riccardo Barbisana. Ma se Marcato avesse fatto l'accordo con Stefani avrebbe preso il 90% probabilmente. E poi ognuno vota quello che vuole e era ovvio che non tutti avrebbero votato il candidato trevigiano, come non tutti a Padova hanno votato il candidato padovano. Non c'è sempre identità nel voto rispetto al territorio nel quale si abita. L'ala trevigiana del Carroccio non è solo quella che sosteneva Franco Manzato, lo ribadisce con forza Riccardo Barbisana a 4 giorni da quel congresso che ha lasciato più strascichi polemici che unità di intenti. L'eco delle accuse a Marcato e non solo da parte di Gian Antonio D'Arè a Focus è ancora forte. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. E bisogna vedere lui con chi ha parlato, perché Gian Antonio D'Arè non mi ha mai chiamato per votare nessuno, a parte che io neanche ero delegato al congresso, quindi non dovevo neanche pormi la domanda su chi votare. Probabilmente si è fidato delle persone sbagliate, non è la prima volta che gli succede. La stoccata ironica viene da chi invece fa parte di quella Lega trevigiana che ha sostenuto Alberto Stefani e non ci sta a farsi tacciare di tradimento né a farsi etichettare come parte sconfitta. La narrazione che a me non piace è di sentir parlare di una Lega trevigiana sconfitta. Ci sono anche tanti delegati al congresso della provincia di Treviso che oggi si trovano nella posizione di aver vinto, quindi il fatto di dire che la provincia di Treviso ha perso a me fa sorridere, nel senso che non è proprio così. Forse più del 50% dei delegati della provincia di Treviso ha votato per Stefani. In direttivo regionale abbiamo il più votato dei membri del direttivo regionale, che è un trevigiano, ovvero lo storico esponente moglianese Giuseppe Canova. Resta però un Carroccio veneto alle prese con tensioni sotterranee fortissime. Barbisana è convinto che l'opera diplomatica porterà i suoi frutti. Alla fine non ce n'è uno che sia per l'autonomia e uno che sia contro, uno che sia per le piccole medie imprese e uno che sia per le multinazionali. Siamo tutti dalla stessa parte e le cose, come dicevano i democristiani, sono più le cose che ci uniscono di quelle che ci dividono. Sempre da lei però dice ha vinto la linea del ponte di Messina e non quella dell'autonomia. Vabbè, guardi, che lo dica un parlamentare europeo sul tema del ponte di
di Messina, quando il ponte di Messina è una delle parti fondamentali dei corridoi europei Palermo-Berlino, fa sorridere, nel senso che il ministro delle infrastrutture si occupi pure del ponte sullo stretto di Messina, ma io da cittadino trevigiano so che è venuto qui 3 o 4 settimane fa a portarci i soldi per la progettazione del quarto tronco della tangenziale, che né Bossi né Maroni né nessun altro ci ha mai fatto. La chiave di tutto sta nel futuro di Roberto Marcato, uno che Barbizan conosce molto bene dai suoi trascorsi di consigliere regionale. Una persona che dovessimo perdere sarebbe un problema per noi, credo anche un problema per lui, perché tradire così la sua storia non credo che neanche lui lo voglia. Quindi il mio appello è, da queste telecamere, ti prego Roberto, pensa bene a quello che stai facendo, tu sai che per la Lega vale lo stesso principio della Chiesa. Extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa nessuna salvezza, e così anche è stato per tutti coloro che hanno abbandonato la Lega. Sono quasi 2 miliardi di euro gli incassi dell'Agenzia delle Dogane di Venezia nel 2022. Nel 2022 noi abbiamo incassato oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, di cui la maggior parte è IVA, quindi un incasso dello Stato di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. È tornata quasi ai livelli del pre-Covid, ai numeri del 2019, l'attività dell'Ufficio Dogane di Venezia. Le riscossioni variano dalle tasse di circolazione dei veicoli stranieri alle tasse di ancoraggio, ma è naturalmente il porto a fare la parte del leone. Il valore complessivo delle merci transitate attraverso il porto di Venezia nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro. In questo momento la maggior parte della merce prodotta nel mondo proviene dalla Cina, ma non solo. Ecco, ci sono dei traffici interessanti dall'Egitto, dalla Turchia, e non dobbiamo dimenticare quello che sta succedendo in India. L'India nel giugno di quest'anno supererà come popolazione la Cina. Francesco Bozzanca è direttore dell'Ufficio Dogane di Venezia. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche a Genova, il più importante polo portuale italiano. Eppure, afferma, nessuno nel nord Italia avrebbe un retroporto ricco di infrastrutture come Venezia. E non è l'unica potenzialità inespressa. Dagli anni 50 Venezia è una zona franca che non è stata mai sviluppata. Fino adesso è un pezzo di carta che non ha avuto uno sviluppo dal punto di vista commerciale, perché evidentemente gli imprenditori non hanno visto le opportunità. Io mi auguro sempre che questo cambi, perché utilizzare la zona franca e connetterla alle zone logistiche speciali sarebbe veramente un bingo. E adesso una polemica che sembra del tutto politica, quella per l'84esima edizione della Sagra del Pesce di Chioggia. 84 anni che la Sagra del Pesce viene fatta, un bel compleanno, un bel traguardo, e sì, promozione del prodotto ittico, un prodotto ittico che arriva dal duro lavoro dei nostri pescatori. La Proloco Sicura di Chioggia Sottomarina, insieme con tante le altre associazioni, danno sicuramente un grosso contributo, e dunque noi siamo fieri di avere con noi al nostro fianco a questo evento, e come tanti altri eventi che la Proloco si mette sempre in prima fila. A Venezia sono stati il sindaco Mauro Armelao e il consigliere regionale Marco Dolfin, entrambi chioggiotti ed entrambi leghisti, a fare gli onori di casa alla presentazione dell'84esima edizione della Sagra del Pesce. Ma accanto a loro, nonostante ci si trovasse in consiglio regionale, non sono stati invitati gli altri consiglieri regionali di Chioggia, e per ora alla Sagra ad essere servita è la polemica. È becero il fatto che qualcuno voglia mettergli un cappello politico, perché questa cosa squalifica l'evento, squalifica la città e squalifica gli stessi politici che tentano di portarsi un po' di visibilità, tentando di appropriarsi di quello che è un lavoro, un prodotto di tutta la comunità, indipendentemente di quelle che sono le tessere di partito che uno ha in tasca, se ce l'ha. Quando mi è capitato di fare qualcosa che interessasse tutta la città, ho invitato personalmente i consiglieri, sia attuali che ex addirittura consiglieri regionali, mentre quello che è stato fatto ieri con esponenti della Lega
ha avuto tutta l'impressione di voler politicizzare, mettere un cappello partitico sopra un evento pubblico popolare. Montanariello, che è anche consigliere comunale a Chioggia, ha presentato un'interrogazione nella quale chiede conto di quella che è sostanzialmente definita una strumentalizzazione della sagra per una passerella politica. Chioggia esprime ben 3 consiglieri regionali, ha detto, un unicum a livello regionale. È un'occasione storica che dovremmo sfruttare facendo squadra per il territorio. Non capirlo è molto grave. Festa dell'atletica con le fiamme oro per centinaia di ragazzi al Picchi di Jesolo. Oltre 200 ragazzi che frequentano dalla quinta elementare alla seconda media in pista allo stadio Picchi di Jesolo per provare tutte le specialità dell'atletica leggera accanto a campioni del calibro di Desiree Rossit e Michael Toomey, atleti che hanno partecipato ad importanti competizioni internazionali ottenendo anche record italiani. È la 10ª edizione del Camp delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato che dal 1954 ad oggi ha collezionato 148 medaglie olimpiche e 275 titoli mondiali. L'obiettivo è quello di promuovere l'atletica leggera e quindi attraverso i nostri campioni che per oggi si trasformano in allenatori insegneranno le varie discipline dell'atletica leggera, quindi la velocità, il salto in alto, il salto con l'asta e poi anche la marcia, quindi tutte le discipline che hanno dato tante soddisfazione all'atletica italiana, soprattutto nelle ultime Olimpiadi. All'inizio della giornata, prima di cimentarsi nella corsa, nel lancio del peso, nel salto in alto o nel salto in lungo, la psicologa dello sport ufficiale delle Fiamme Oro Atletica ha spiegato ai ragazzi quanto la mente possa dare un contributo fondamentale all'ottenimento del risultato. Un risultato attraverso un impegno che è anche una piccola grande lezione di vita. Lo sport insegna soprattutto ai nostri ragazzi il fatto che per raggiungere un obiettivo, per raggiungere il successo è fondamentale impegnarsi, essere costanti, fare dei sacrifici. Questo credo sia un messaggio importantissimo nel momento in cui la comunicazione racconta invece la velocità e la facilità del successo, cosa che non è assolutamente vera. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, venerdì attendiamoci un peggioramento del tempo, ma per giovedì intanto avremo condizioni stabili. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 29 giugno evidenzia un contesto buono con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, cielo anche coperto di mattina ma precipitazioni assenti. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 22 gradi, massime tra 26 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo tanto sole, cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con qualche nube nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.